Isaia, capitolo 51, leggeremo dal primo verso fino al verso 16. Vi invito ad alzarvi in piedi, vogliamo onorare il Signore nella forma e anche nella sostanza. Alleluia, gloria a Dio. Signore sia lodato. Ascoltatemi, voi che perseguite la giustizia, che cercate il Signore, considerate la roccia da cui foste tagliati, la buca della cava da cui foste cavati. Considerate Abramo, vostro padre, e Sara che vi partorì. Poiché io lo chiamai quando egli era solo, lo benedissi e lo moltiplicai. Così il Signore sta per consolare Sion, consolerà tutte le sue rovine, renderà il suo deserto pari a un Eden, la sua solitudine pari a un giardino del Signore. Gioia ed esultanza si troveranno in mezzo a lei, inni di lode e melodia di canti. Prestami attenzione, popolo mio, porgimi orecchio, mia nazione, poiché la legge procederà da me, e io porrò il mio diritto come luce dei popoli. La mia giustizia è vicina, la mia salvezza sta per apparire. Le mie braccia giudicheranno i popoli, le isole spereranno in me, confideranno nel mio braccio. Alzate i vostri occhi al cielo e abbassateli sulla terra. I cieli infatti si dilegueranno come fumo, la terra invecchierà come un vestito, anche i suoi abitanti moriranno, ma la mia salvezza durerà in eterno. La mia giustizia non verrà mai meno. Ascoltatemi, voi che conoscete la giustizia, popolo che hai nel cuore la mia legge. Non temete gli insulti degli uomini, né siate sgomenti per i loro oltraggi. Infatti la tignola li divorerà come un vestito e la tarma li roderà come la lana, ma la mia giustizia rimarrà in eterno. La mia salvezza per ogni epoca. Risvegliati, risvegliati, rivestiti di forza, braccio del Signore. Risvegliati come nei giorni di una volta, come nelle antiche età. Non sei tu che facesti a pezzi Rahab, che trafiggesti il dragone? Non sei tu che prosciugasti il mare, le acque del grande abisso, che facesti delle profondità del mare una via per il passaggio dei redenti? I riscattati del Signore torneranno, verranno con canti di gioia a Sion. Letizia eterna coronerà il loro capo, otterranno felicità e gioia. Il dolore e il gemito fuggiranno. Io sono colui che vi consola. Chi sei tu che temi l'uomo che deve morire? Il figlio dell'uomo che passerà come l'erba? Hai dimenticato il Signore che ti ha fatto, che ha disteso i cieli e fondato la terra? Tu tremi continuamente tutto il giorno davanti al furore dell'oppressore, quando si prepara a distruggere. Ma dov'è il furore dell'oppressore? Colui che è curvo nei ceppi sarà presto liberato, non morirà nella fossa, non gli mancherà il pane. Io, infatti, sono il Signore, il tuo Dio. Io sollevo il mare e ne faccio muggire le onde. Il mio nome è il Signore degli eserciti. Io ho messo le mie parole nella tua bocca e ti ho coperto con l'ombra della mia mano per spiegare nuovi cieli e fondare una nuova terra, per dire a Sion, tu sei il mio popolo. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola di Dio. Alleluia, che il Signore ci guidi. Amen. Alleluia, abbiamo letto e già lo Spirito Santo ha messo qualcosa nel nostro cuore, vero? Amen. Sono delle promesse che Dio fa al suo popolo, promesse di liberazione ad un popolo che non era libero, un popolo che aveva conosciuto la schiavitù, gli era stata concessa liberazione, un popolo che non aveva terra ma gli è stata data una terra,
ed un popolo che è nuovamente ritornato in schiavitù. È in questo momento che il Signore dichiara le sue promesse per il suo popolo. Era un momento di transizione, di passaggio. Dalla schiavitù il suo popolo, il popolo di Dio, doveva ritornare di nuovo nella terra, in quella terra che Dio gli aveva data. Alleluia. Era un popolo che viveva un periodo di sgomento, di smarrimento. I momenti di transizione, i periodi di transizione sono quelli veramente più difficili, come quello che stiamo vivendo oggi. La Chiesa oggi sta vivendo un periodo di transizione, di passaggio. Sapete perché? Perché non rimarremo qui sulla terra. Noi stiamo aspettando il ritorno di Gesù. Ed è un momento di transizione. Alleluia. Non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo che ci è stato dato, la chiamata che abbiamo ricevuto dal Signore. Perché? Perché siamo chiamati ad ascoltare la parola di Dio. Alleluia. E Dio dice così in questo passo, per mezzo del suo profeta Isaia: ascoltatemi, voi che perseguite la giustizia, che cercate il Signore, ascoltatemi. Era un popolo che cercava il Signore, non tutto, ma una buona parte cercava il Signore. Ci sono buoni propositi. Cerchiamo insieme il Signore, però bisogna anche cercare il Signore e ascoltare il Signore. Cercarlo non con le nostre vie, ma cercare il Signore ricercando quelle indicazioni che Dio ci dà per trovarlo. Altrimenti è come cercare nel buio. Sì, ti sforzi, cerchi, ma non troverai mai nulla se non presti attenzione alle indicazioni che ti vengono date da parte di Dio, e queste indicazioni sono contenute nella sua parola. È importante ascoltare il Signore. Ascoltatemi, voi che perseguite la giustizia, che cercate il Signore, ascoltatemi. Considerate la roccia da cui foste tagliati, la buca della cava da cui foste cavati. Consideriamo da dove il Signore ci ha tratti. Eravamo nulla e nulla siamo. Gloria a Dio. Eravamo polvere. È vero? Dalla polvere il Signore ha creato l'uomo, dalla terra. Ci ha dato un'anima e uno spirito. Ci ha dato la vita. Considerate la roccia da cui foste tagliati. Considerate Abramo. Sono delle cose che dobbiamo sempre considerare. Alleluia, cose importanti, meravigliose che ha fatto il Signore e che sono rimaste e rimarranno sempre valide, anche se sono passati secoli. Considerate Abramo vostro padre e Sara che vi partorì, poiché io lo chiamai quando egli era solo, lo benedissi e lo moltiplicai. Amen? Amen. Guardando alla storia di Abramo non si può che vedere la grandezza di Dio, l'onnipotenza di Dio, da un uomo solo, eppure vecchio. Il Signore ne ha fatto una nazione. Amen. E bisogna considerare quello che Dio è capace di fare. Amen. Ancora oggi. Amen. E spesso ci scoraggiamo, no? Siamo pochi. Alleluia, è vero, siamo pochi di fronte alla città dove il Signore ci ha messi, siamo pochi, vorremmo che tutta Pieve di Cadore fosse convertita al Signore, è vero? Siamo pochi, alleluia, ma consideriamo quello che Dio è potente a fare. Da poche persone può fare in modo che un'intera città possa convertirsi. Amen. Si è fatto in modo che da un uomo solo potesse nascere una nazione, può fare in modo che 15-20 persone possano convertire. Nel nome di Gesù, annunciando l'Evangelo, un paese di 4.000 abitanti. Amen? Amen. Gloria al Signore. Consideriamo ciò che Dio è potente a fare. Non c'è nulla che il Signore non possa fare. E c'è questo richiamo che Dio desidera che il suo popolo possa riflettere. Ascoltatemi, considerate.
Alleluia, io moltiplicai Abramo e come ho fatto, come ho benedetto Abramo, come li ho creati, così il Signore sta per consolare Sion, consolerà tutte le sue rovine, renderà il suo deserto pari a un Eden. Alleluia, è potente il Signore a farlo. Ormai in Israele c'erano rovine, era arrivato il popolo, la potenza militare straniera, aveva saccheggiato tutto, aveva distrutto tutto, non c'era più un popolo in Israele, ma gloria a Dio, il Signore è potente a ricominciare tutto da capo. Anche dalle rovine può far rinascere di nuovo un'opera meravigliosa, perché non è per forza o per esercito, dice il Signore, ma è per lo Spirito mio. Alleluia, per lo Spirito del Signore, alleluia, dalle rovine. Io farò in modo che può nascere un giardino, un Eden. Gloria a Dio, amen? Alleluia, e spesso vediamo nella nostra vita delle rovine. Nella vita dell'uomo a volte ci sono delle rovine, tutto sembra essere rovinato, la nostra esistenza l'abbiamo rovinata. Abbiamo rovinato anche il nostro rapporto con Dio, a volte. Alleluia, l'uomo sa fare bene proprio questo, sa distruggere. Non so se siete d'accordo. Edificare, no, a parte qualche bravo muratore che fa bene le case, ma l'uomo è portato sempre alla distruzione, distrugge tutto. Alleluia, ma il Signore può far rinascere ogni cosa, può riedificare, amen. Può riedificare la mia vita, la tua vita se è stata demolita dal peccato, dalla disubbidienza, può riedificare ancora un rapporto che ci può legare ancora una volta con Lui. Amen. Alleluia, tutto questo lo fa il Signore per amore nostro, per amore del suo popolo. Prestami attenzione, popolo mio, porgimi orecchio, mia nazione, poiché la legge procederà da me, io porrò il mio diritto come luce dei popoli. Alleluia, questo aspettiamo, che sia Lui a regnare. Amen, che il regno di Dio perfetto sia stabilito qui, sulla terra. Amen. Alleluia, per quanto nazioni democratiche, ci sono nazioni imperfette, la legge è imperfetta dell'uomo. Dico sempre, a volte parlando con qualcuno, quando si fa una legge si favorisce qualcosa, qualcuno, e poi non vuoi, altri vengono invece danneggiati. Mi metto anche nei panni del legislatore, non è facile fare una legge giusta, valida per tutto, giusta per tutti, perché inevitabilmente c'è una cosa che favorisce qualcuno e invece sfavorisce altri, no? Perché la legge dell'uomo è una legge imperfetta, ma la legge di Dio è uguale per tutti. È una legge buona, ottima, meravigliosa. Amen? Una legge fatta di giustizia vera, perché Egli è giusto. Alleluia. Gloria al Signore, promesse meravigliose. Alleluia, le isole spereranno in me, le mie braccia giudicheranno i popoli. Alleluia, la terra invecchierà come un vestito, anche i suoi abitanti moriranno, ma la mia salvezza durerà in eterno. Tutto passa, la terra sta invecchiando, il mondo nel quale viviamo sta invecchiando, il sole sta invecchiando. Avete sentito dire, no? È avviato ormai in un percorso di spegnimento. Siamo in un periodo di transizione, tutto finirà. Tutto avrà una fine. Ma la salvezza del Signore durerà in eterno. Amen. Amen. Alleluia. Ascoltatemi. Ancora un richiamo ad ascoltare il Signore che parla. Non è un uomo che parla. È il Signore che parla. Ascoltatemi. In un modo particolare il Signore si rivolge a coloro che lo conoscono, che in qualche modo sanno che quando Lui parla c'è qualcosa di straordinario che avviene quando lo si ascolta. Ascoltatemi voi che conoscete la giustizia, popolo che hai nel cuore
la mia legge. Sapete, la parola di Dio non tutti la possono comprendere. La parola di Dio è una parola per tutti, sì, ma c'è una parola adatta quando si evangelizza. C'è una parola di evangelizzazione, no? Per annunciare la salvezza in Cristo Gesù. È una parola che chi è fuori nel mondo è capace a poter ascoltare. Una parola che parla di salvezza. E colui che è assetato di salvezza riconosce la parola di Dio, è predisposto e accetta questa parola. Amen? Amen. Voglio il Signore che molti accettino l'Evangelo. E quindi quando si va a predicare fuori, si cerca da parte sua una parola di evangelizzazione, di annuncio dell'Evangelo. Ma c'è una parola per la Chiesa, per coloro i quali sono stati evangelizzati, hanno accettato Gesù e in qualche modo lo hanno conosciuto, fanno parte adesso del suo popolo, avendolo accettato nella propria vita, ci si è battezzati in acqua, si fa parte della Chiesa. Adesso il Signore ha un parlare diverso, non più un parlare di evangelizzazione, un parlare che evangelizza, ma un parlare ad un popolo che lo ha già in qualche modo conosciuto. Ascoltatemi, voi che conoscete la giustizia, popolo che hai nel cuore la mia legge. Amen? Amen. Alleluia. E cosa dice il Signore? Non temete gli insulti degli uomini, né siate sgomenti per i loro oltraggi. Questi uomini passeranno. Dice, la tignola li divorerà come un vestito, la tarma li roderà come la lana, ma la mia giustizia rimarrà in eterno, la mia salvezza per ogni epoca. C'è un richiamo al risveglio. Risvegliati, risvegliati. Amen? Noi non possiamo annunciare fuori. Risvegliati. Capite? Ma il messaggio è per la Chiesa. Alla Chiesa Dio può dire risvegliati. Amen? Perché gli altri stanno già dormendo, non conoscono il Signore, sono tenebrati, ma la Chiesa del Signore ha conosciuto e ha visto la luce di Dio. Alleluia, alleluia. Risvegliati. Rivestiti di forza. Notate come il Signore si riferisce alla Chiesa, al popolo suo, braccio del Signore. Mi ha toccato tanto. Braccio del Signore, sì. Noi siamo chiamati a manifestare l'opera di Dio. Noi siamo il braccio del Signore, quel braccio che aiuta chi è bisognoso, per quello che è umanamente possibile fare e fraternamente possibile fare. Ma dove non possiamo fare noi, braccio del Signore, c'è il suo braccio spirituale che può arrivare ovunque. Ma noi siamo chiamati ad operare, a lavorare per la sua gloria, braccio del Signore. Che bella questa definizione, la Chiesa come braccio del Signore. Alleluia, risvegliati, come nei giorni di una volta, come nelle antiche età. Gloria al Signore. È tempo che la Chiesa recuperi il vigore di una volta, il desiderio e lo zelo di una volta. Siete d'accordo? Abbiamo bisogno di risvegliare in noi quella chiamata che comunque abbiamo ricevuto e che non si è spenta. Dobbiamo fare in modo che il fuoco che è dentro di noi, che è stato acceso una volta, non da noi, ma è stato acceso dallo Spirito del Signore, non stia lì dentro di noi a emanare fumo, ma vogliamo vedere dentro di noi una fiamma accesa. Amen. Alleluia, che il fuoco di Dio bruci ancora il mio cuore e il tuo cuore. Gloria al Signore. I riscattati del Signore torneranno, verranno con canti di gioia a Sion. Letizia eterna coronerà il loro capo, otterranno felicità e gioia. Questa è una promessa del Signore. Alleluia, sì, in questo momento il popolo è
in un momento di difficoltà, di tristezza, sta soffrendo, ma Dio ha una promessa: i riscattati del Signore torneranno. Amen? Verranno con canti di gioia a Sion. Per quanto sia difficile il momento che possiamo vivere nella tristezza, nella prova, nel combattimento, torneremo ancora una volta a gioire nel Signore. Alleluia. Alleluia, perché il Signore è fedele, il Signore ci libererà. Io sono colui che vi consola. Amen? È una dichiarazione in prima persona, c'è autorità, autorevolezza in questa affermazione. Io sono colui che vi consola. Alleluia, amen. Il Signore sa consolare i nostri cuori. Non dobbiamo vivere nella paura. Ci sono fratelli credenti che vivono continuamente nella paura. Ma il Signore dice: chi sei tu che temi l'uomo che deve morire, il figlio dell'uomo che passerà come l'erba? Hai dimenticato il Signore che ti ha fatto? Chi ha disteso i cieli e fondato la terra? Tu tremi continuamente, tutto il giorno, davanti al furore dell'oppressore. Il Signore ti sta dicendo: non avere paura. Amen. Non vivere nella paura. Amen. Può un figlio di Dio vivere nella paura? Può un fratello, una sorella, un credente, che ha sperimentato la gloria di Dio, la forza di Dio, la fedeltà di Dio, la bontà di Dio, l'amore di Dio, la salvezza nel Signore, può vivere nella paura? Io dico di no. E lo dice anche il Signore: non vivere nella paura. Il popolo di Dio non può vivere nella paura, perché se è il popolo di Dio, sappi una cosa: Dio non conosce sconfitta. Dio ha solo vittoria, è vittorioso. E se tu sei il popolo di Dio, anche tu sei vittorioso. Tu sei parte del popolo di Dio, ma tu sei parte importante, fondamentale del popolo di Dio. Ma io sono l'ultimo in chiesa. Gloria a Dio, tu sei una parte fondamentale del corpo di Dio. Amen. Ma nessuno vede, nessuno sa, nessuno mi considera. Mi siedo sempre all'ultimo in chiesa. Gloria a Dio, gli ultimi saranno i primi. E i primi saranno gli ultimi. Meglio gli ultimi. Amen? Ma non gli ultimi perché si siedono all'ultimo nella chiesa. Beati coloro che pensano di essere non considerati. L'uomo forse non ti può considerare, ma Dio ti considera. Sei certa. Dio ti considera. Amen? Alleluia. Quindi non vivere nella paura. Io infatti sono il Signore, il tuo Dio. Il Signore può fare ogni cosa. Io sollevo il mare e ne faccio muggire le onde. Tutto quello che succede, che può accadere, di forte, di straordinario, che può anche impaurirci, tutto è sotto il controllo di Dio. Io sono il Signore. Io sollevo il mare, le onde. Gloria a Dio. Alleluia. E ancora il Signore fa una cosa. Dice: io ho messo le mie parole nella tua bocca. Amen. Alleluia, amen. Alleluia, e ti ho coperto con l'ombra della mia mano, per spiegare i nuovi cieli e fondare una nuova terra, per dire a Sion: tu sei il mio popolo. Ci tranquillizza questa dichiarazione. Tu sei il mio popolo. Amen. Ma come? Una piccola chiesa, una missione. Tu sei il mio popolo. Amen. Non avere paura, non vivere nella paura. Sono promesse per noi, per la Chiesa, che è chiamata a vivere questo momento storico particolare. Credo sia l'ultima fase della storia dell'umanità. È una fase importante, cruciale. Noi aspettiamo il ritorno di Gesù. Alleluia. Quando Gesù è risorto, è apparso ai suoi discepoli e stavano attraversando un momento di smarrimento. È una fase di transizione. Il tempo di Dio fatto uomo sulla terra era terminato. Adesso loro dovevano continuare quell'opera che Cristo ha iniziato. Ed erano smarriti. Neanche credevano
che Gesù fosse risorto. Due stavano camminando per Emmaus, sulla via per Emmaus. Di che discorrete tra di voi? Apparve Gesù e neanche l'hanno riconosciuto. E non c'è scritto, Luca, lo scrittore, non dice che aveva una maschera Gesù. Era Gesù, ma non l'hanno riconosciuto. Di che cosa parlate tra di voi? Tu solo non sai quello che è accaduto. Noi abbiamo creduto in Gesù, questo profeta potente. Pensavamo fosse lui che ci liberasse, e invece è morto. Vero è che alcuni l'hanno visto, è apparso, hanno detto che è vivo, ma noi non l'abbiamo visto, ed era accanto a loro. O insensati, E cominciando da Mosè, da tutti i profeti, ricordò loro tutte le scritture che lo ricordavano. Quindi quello che è accaduto doveva accadere, è stato scritto, predetto, ed è accaduto. E così, fratelli, è scritto, il Signore ci ha detto, ha predetto che Lui ritorna. Amen? E così accadrà, Gesù ritornerà. Noi stiamo vivendo la stessa fase di quei discepoli, un momento di smarrimento. Non perdiamo di vista l'obiettivo. Gesù sta per tornare. Risvegliati. Facciamo nostre le promesse del Signore. Ascoltiamo il Signore. Non perdiamo occasione per ascoltare la parola di Dio. Amen? Vogliamo essere gioiosi. Quando c'è il culto, gloria a Dio. Io vado al culto. Perché? Perché canto, prego, ascolto la parola di Dio. E sto insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle. Alleluia. Perché? Perché il Signore mi parla. Ma perché non ti può parlare a casa? Sì, il Signore ci parla anche a casa, per carità, non è così. Ma c'è una benedizione particolare. Quando la Chiesa sta insieme, si riunisce. Quando 2 o 3 sono radunati nel mio nome, io sono lì presente, in mezzo a loro. Amen? Alleluia. Sì, il Signore parla anche a casa, sicuramente. Ma c'è una benedizione particolare in Chiesa. Per questo noi vogliamo essere gioiosi. Ogni opportunità per ascoltare la voce di Dio, la parola di Dio, cogliamola. Risvegliamoci. Glorifichiamo il Signore. Non ci abbattiamo, non ci scoraggiamo, ma andiamo avanti. Confidiamo nelle promesse di Dio, perché sono sì ed amen. Avverranno, quello che Dio dice, stai certo, avverrà. E se Gesù ha promesso il suo ritorno, stai certo, Gesù ritornerà. E sarà una cosa veloce, in un batter d'occhio. Rapimento della Chiesa. Paolo dice in un batter d'occhio, così, tutto cambia. Da che ci sei e non ci sei più. Noi non vogliamo restare qui. Sono alcuni che vogliono rimanere qui. Facciano pure, io voglio stare dove è Gesù. Dove sono io, sarete ancora voi. Amen. Alleluia, quindi Gesù ritornerà. Noi lo stiamo aspettando. Ma in questa fase di transizione vogliamo rimanere fedeli al Signore, attaccati alle promesse di Dio. Vogliamo ricordarci della grandezza di Dio. Nella nostra vita, a parte il passato, la Scrittura cosa ci dice? Ricordiamoci come il Signore, quante volte il Signore si è dimostrato grande nella nostra vita, nei nostri problemi, nei nostri bisogni. Amen, perché il Signore è immutabile, non cambia. Gesù è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Se hai sperimentato il Signore 20 anni fa, 30 anni fa, in una determinata situazione di pericolo, di salute, non lo so, ma sappi che lo stesso Signore ancora oggi ti chiama a servirlo. Gesù non è cambiato. Signore, aiutaci a mantenere ferma la nostra fede. Alleluia, vogliamo chinare il nostro capo.